iniziamo, come dire, con l'aprire le danze. È proprio questo il caso di dirlo. Voglio quindi chiamare sul palco quella che è una scuola di ballo che a quanto pare si sta difendendo molto bene. Antica ci venivo da bambino, con gli amici io giocavo fino a sera, spingevamo quel cancello arrugginito che si apriva sempre cigolando un po'. Mi piacevi solitaria abbandonata, dolce pegno di quegli attimi di vita. Signora Carmela. Io preferisco. Io, vabbè, signora, io cosa voglio fare qua? Io sono un ispettore del lavoro e ho proprio qui la vostra dichiarazione per lo spettacolo. E devo notare che il palco non rispecchia le normative CEI. Della Comunità Europea? No, della Conferenza Episcopale Europea, italiana. Ma cosa stai dicendo? Ma se lo scherzo a prete questo che ne sta facendo? Dalla lettura approfondita dell'articolo 18, comma 4, paragrafo 5, lettera 6 e aperta parentesi graffa, comma 2 del decreto legge 6997, si evince che manco il titolo dello spettacolo rispecchia le normative vigenti, contenendo termini altamente lesivi. Ho sentito anche che fate battute graffianti. Ce l'avete il kit del pronto soccorso per il pubblico, eh? Oddio, no beh, il kit no, però se voi hai colpa di disinfettarsi, vai lì al bar della Franca, chi c'è? Non stanno a preoccuparsi, che avevo tutto... Ma io devo prendere nota anche di questo. Ma... Qua dovrò stendere un verbale. Un verbale? Sì, perché ci sono violazioni di carattere penale che potrebbero seriamente compromettere il vostro spettacolo. Sì. Ve la chiamo? Facciamo qua sul palco. Immacolata, vieni Immacolata da mamma tua. Gioia, gioia. Ma solo che mica sei Immacolata che fa questa. È stato anche un parto difficile. Tornando al problema fulcro che c'è il lavoro, pensate che in America che trovare il sistema per far lavorare la gente da casa. Sento una novità. Qua in Italia 6 anni che succede una roba del genere. Anche 6 anni che abbiamo dipendenti pubblici qua nostrani, chi lavora sta facendo casa. Scusa, ma in ufficio come fai? Qualcuno che timbra il cartellino che sempre trova. Bene, e di nome come si chiama? Di Dino. Ah, allora, lei si chiama Dino. No, Dino! Dino! Di Dino prossimo. Ma mi faccia vedere la sua carta d'identità. Alla go qua. Ma è vero, lei si chiama proprio Cosa che avevo detto di Dino, perché mio papà da Valli e che aveva questo stesso problema così alla nanaga, perché ha detto è già nato di Dino e mi ha chiamato di Dino prossimo. Mi scusi tanto, ma pensavo mi prendessi in giro. No, chiamata! No, va bene. C'è qualcun altro che deve entrare? Avanti, avanti. Buongiorno. Buongiorno signorina. Buongiorno. Piacere, lei è? Non posso mica cucciarmi darvi la mano. Perché ha male di schiena? No, un po' più in basso. Ma no, faccia ma maleducata che dia la mano. Vabbè. Ma cos'è stato? Non posso mica cucciarmi senza fare aria. Ma è una malattia certificata questa? Aerofagia, adesso chiamasi. Ma e il suo nome qual è? Letizia Vento.
biancorosso. Un applauso al mago Luis. Ed ecco un cadeau. Un altro cadeau. Non finiscono mai. C'è mica un gioiello di Bulgari per Meli? Si tú no vuelves, se secarán todos los mares. Yo esperaré sin ti, tapiada al fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña. Me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes. Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos. Escucharé por sí algún latido le queda a esta tierra que era tan serena cuando me querías. Hay un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Non so lo che haré. La mia scusa signora, la Y10 parcheggia sotto l'Iser sua per caso, perché agli asendi diventa e sosta, non puoi mica star lì adesso. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Ma come cosa che sono? Si vede mia la divisa cosa sono. Cosa sei? Agente Franco Martini. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Te cambi mai, la divisa se questa è... Proprio mai. Dai, stare attenta, mi so qua pa... Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Altro che provare, signora, adesso che passo la multa per la macchina. La mattina di Natale. Ehi, che bello Natale! Vediamo che cosa Gesù bambino portatomi ha. Ehi, un pollo mi ha portato Gesù bambino! Due polli portatomi a Gesù bambino! I polli schifo mi fanno, i polli schifo! Il formaggio schifo mi fa! Babbo! Babbo! Il formaggio schifo mi fa, i polli schifo mi fanno! Ehi, cos'è che ti fa schifo? Intanto la mattina di Natale si dice... Buon Natale, buone feste, la mia mamma mi riveste di celeste, buon Natale, buone feste! Potrebbe essere di chi spera, ma nel mio cuore è solo mia. E mi fa piangere da tirare così celeste. She's my baby. E mi fa ridere bestemmiare e brucia il fuoco. She's my baby. Eccoli qua. Quindi abbiamo un primo posto.